Cattolica Eraclea, con il suo teatro di Eraclea Minoa, ieri è stata al centro dell'attenzione dell'ente parco della Valle di Agrigento con un'iniziativa lanciando un concorso di progettazione per il recupero del teatro che per via del clima e la vicinanza al mare tende a sfaldarsi. Per questo attualmente è coperto da un cappotto plastico. Stamani la visita direttamente alla tensostruttura tra i relatori dell'iniziativa, archeologa Valentina Caminneci. La ricerca archeologica sul sito di Eraclea Minoa, qual è il punto? Allora, il mio intervento si occuperà un po' di ripercorrere la storia delle indagini ad Eraclea che iniziano nel 1950 da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e viene messo in luce il teatro e un cospicuo settore dell'abitato risalente all'età tardo-ellenistica. Il mio compito è quello un po' di chiarire qual è il ruolo del teatro di Eraclea dal punto di vista archeologico nell'ambito di una riflessione ampia sullo sviluppo dell'architettura teatrale in Sicilia e quindi con i dovuti confronti con la Magna Grecia e con la madrepatria, appunto con la Grecia stessa. È molto interessante il rapporto che si pone tra il teatro di Eraclea Minoel e il teatro appena scoperto di Agrigento, che potrebbe aver avuto una sua prima fase, questa è un'ipotesi ancora al vaglio dell'equipe scientifica che si sta occupando dello scavo del teatro, una prima fase che sembrerebbe dal punto di vista planimetrico molto simile a quella del teatro di Eraclea. Quindi il teatro di Eraclea potremmo dire che si trova all'inizio di una lunga storia dell'architettura teatrale che poi avrà grande influsso e grande riflesso sul sviluppo degli edifici di riunione e di spettacolo. Pensiamo anche nell'architettura moderna che tutti gli edifici destinati appunto alla riunione, pensiamo alle nostre aule parlamentari per esempio, hanno come ricordo nella loro planimetria e nella loro impostazione proprio il teatro greco. Vi ringrazio.